ogni volta che mi è toccato di fare dare di su problema de canto sia avanzata e spinta in una situazione come la nostra, questa catastrofe antropologica che colpi in modo particolare sa lingua in Sardegna. La prima condizione di questa catastrofe antropologica è l'ho sempre definita in pitente paraulas di un antropologo, Ernesto De Martino, vergogna di sé. In fondo una delle ragioni per le quali noi abbiamo incominciato a perdere una straordinaria ricchezza come quella della lingua e perderla soprattutto a livello endemico, a livello diffuso, è proprio questa vergogna di sé. È un ammento che per esempio in Domomia, tipica famiglia schizofrenica dal punto di vista linguistico, i primi 3 figli abbiamo parlato in sardo tra di noi e con i genitori. Poi c'è stato di mezzo lo spartiacque della guerra. Le ultime 2 parlavano in italiano tra di loro e con noi. Fenomeno tipico questo delle famiglie sarde, quando dopo l'avvento di un certo tipo di cultura, di un certo tipo di economia, entrava in pieno a avere spiegate appunto il capitale anche nella nostra dimensione del quotidiano, bene, ha incominciato questa colonizzazione avanzata, spinta, forzata proprio a grandi tappe, che indubbiamente ha colpito, ha avuto come primo oggetto, diciamo, di assoggettamento la lingua. Una lingua straordinariamente ricca, una lingua che per esempio è capace di profondità e di aderenze proprio in termini di pensiero, in termini di riflessione, più di quanto non siano capaci molte altre lingue, per esempio del ceppo latino. Noi siamo portatori di una civiltà millenaria, no? E quanto di islamico e di bizantino non si è sedimentato in una lingua come la nostra? Sono tesori incredibili. Noi abbiamo ancora una dimensione nella quale poterci riconoscere, la cosa su cui dovremmo incontrarci per tentare di difenderla nella misura più coraggiosa possibile, è proprio questa dimensione della nostra differenza. Grazie.